di cibo prendono di mira gli asili di Roncade, 2 colpi in 10 giorni, odio a San Cipriano, alunni costretti a casa, la sindaca Zottarelli furiosa, doppiamente vergognoso rubare ai bambini. Lutto a Riese nella Marca per la morte a 59 anni di Gianluigi Contarin, sindaco per 2 mandati ed esponente storico della Lega, affrontò al fianco dei suoi cittadini la devastazione della tromba d'aria. Grave infortunio sul lavoro a Maser, dove un operatore di Contarin ha riportato una seria frattura ad una gamba finita sotto la ruota del camioncino dei rifiuti. Si moltiplicano i timori dei cittadini per il pensionamento di medici di base. La Regione indirà un bando per arruolarne nella Marca una settantina, ma non è l'unica contromisura che verrà presa. All'aeroporto di Treviso è attivato il nuovo sistema di sorveglianza radar che aumenta gli standard di sicurezza. Intanto domani sciopero del trasporto aereo e presidio dei sindacati. Lavoro e ripartenza, il comune di Silea punta ai giovani con corsi gratuiti di formazione professionale e gli aspiranti pizzaioli portano le Pizza Lab vaccinale di Villorba. Al Quirinale l'incontro sulle Olimpiadi di Cortina Milano 2026, il presidente del Veneto Zaia, il capo dello Stato Mattarella, necessario accelerare sui poteri straordinari al commissario. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca, ladri di cibo prendono di mira gli asili di Roncade, 2 colpi in 10 giorni, la sindaca furiosa, doppiamente vergognoso rubare ai bambini. Sei un morto di fame, sei una persona in particolare bisogno, ti rivolgi ai servizi sociali, non vai a rubare il pane e la carne ai bambini. Questa è una cosa che proprio non siamo disposti ad accettare o a tollerare. La furia del primo cittadino contro i ladri che da una decina di giorni hanno preso di mira il territorio rubando provviste dagli asili. L'ultimo colpo ieri in tardo pomeriggio alla scuola dell'infanzia di San Cipriano, qualche ora dopo l'uscita dei bimbi, dove oltre a danneggiamenti per riuscire ad entrare hanno rubato un computer, un proiettore, ma soprattutto il cibo destinato ai piccoli. Furto grave di per sé, ma intollerabile, dice la sindaca, per il principio, il luogo, le difficoltà arrecate alle famiglie che stamattina non hanno potuto mandare i figli all'asilo per permettere che gli spazi fossero risistemati e igienizzati. Quando si va a creare del disagio a delle famiglie che si sono dovute riportare a casa i propri figli, riorganizzare la giornata, magari persone che lavorano, e non è accettabile che ai bambini venga privato di poter andare nella loro scuola, di poterlo fare con tranquillità e di doversi anche addirittura vedere sottratto il cibo, perché di fatto buona parte di ciò che è stato sottratto, che è stato rubato, è cibo. A questo allora è un fatto doppiamente inaccettabile. Già una decina di giorni fa avevano razziato la cucina dell'asilo a Musestre, dove oltre ad aver divelto la macchinetta delle merendine per rubare i pochi soldi, erano scappati con delle bistecche e la bistecchiera per cucinarle. Stessa storia anche alla vicina Quarto d'Altino. Intanto proseguono le indagini e la sindaca promette nessuna tolleranza. Sappiamo che stanno girando, abbiamo intensificato i controlli sia di polizia locale che dei carabinieri, che tra l'altro giravano nella frazione anche ieri. Tutte le scuole sono allarmate, ma è proprio per di giorno che controllano quando termina l'orario di servizio del personale scolastico per entrare a scuola. Prenderemo ulteriori provvedimenti. Lutto a Riese nella Marca per la morte a 59 anni di Gianluigi Contarin, sindaco per 2 mandati ed esponente storico della Lega. Ricordarlo in tanti, a cominciare dal presidente Zaia. Gigi era un gentiluomo, una persona per bene, una persona sempre attenta al rispetto delle persone, un innamorato del nostro Veneto, un innamorato della nostra bandiera, del nostro gonfalone di San Marco. Un ragazzo mio coetaneo, io conosco da una vita, perché abbiamo di fatto iniziato assieme la militanza nella Lega. Questo il ritratto che Luca Zaia fa dell'amico Gianluigi Contarin, morto all'età di 59 anni dopo una malattia contro la quale stava combattendo da circa 1 anno e mezzo. Diplomato all'ISEF, sposato con Isidora e padre di Andrea, Contarin entra in politica nel 94, diventa consigliere a Riese, poi assessore e infine sindaco per 2 mandati e anche assessore provinciale alla viabilità. Sindaco nelle ore drammatiche della tromba d'aria su Vallacco, il maledetto 6 giugno del 2009, si impegnò senza sconti nell'emergenza e nel
nella ricostruzione, come quando chiese un Consiglio dei Ministri straordinario proprio a Vallà. Visto che il Presidente del Consiglio è andato più di una volta a fare del Presidente del Consiglio dei Ministri giù a Napoli in emergenza rifiuti, e penso che quella è una calamità voluta, non arrivata dal cielo, sicuramente nella zona del Trevigiano si potrebbe pensare a un Consiglio dei Ministri. Altrettanto convinto Contarin si dimostrò nell'organizzazione del centenario di Papa Pio X, il modo migliore per valorizzare il proprio territorio, così parlava ai nostri microfoni nel marzo 2014. Ma a noi interessa valorizzare la nostra terra, la nostra storia e le nostre culture. Commosso il ricordo del presidente della provincia Stefano Marcon, che ne sottolinea la passione e l'energia, addolorati e sorpresi i vertici della Lega e i tanti colleghi di ogni estrazione politica. Un grande dolore per noi, personalmente l'ho conosciuto anche da collega sindaco e quindi è ancora più doloroso apprendere questa notizia oggi. Un grande amministratore, ma dopo una bravissima persona, tra l'altro, con un'umiltà incredibile. Siamo stati divisi dalla visione politica, ma ho sempre rispettato e ammirato il suo impegno per il territorio. Oggi Riese perde un protagonista e un punto di riferimento della sua storia recente, le parole dell'attuale sindaco Matteo Guidolin. L'ultimo addio della comunità sabato mattina in chiesa parrocchiale alle 9:30. Si moltiplicano i timori dei cittadini per il pensionamento di molti medici di famiglia. La Regione indirà un bando per arruolarne nella Marca una settantina. Come previsto, entro la fine del 2021 molti medici di famiglia andranno in pensione. Entro dicembre saranno 70, circa un professionista su 7 dei 540 che operano nella Marca. Nei prossimi mesi del 2021 crescono le preoccupazioni di oltre 100.000 trevigiani che dovranno trovare un nuovo medico. Per Francesco Benazzi, direttore della ASL 2 Marca Trevigiana, la situazione potrà essere risolta a tempo debito. La Regione, l'azienda Zero per essere esatti, sta facendo chiaramente il bando. Noi attendiamo l'esito di questo bando che sarà verso la fine di luglio, di modo che andremo a vedere quanti medici effettivamente aderiranno. Io sono convinto che su 70, nonostante la penuria di medici famiglia, ma lo ricordo a tutti, c'è una penuria in generale per una cattiva programmazione nazionale di tutti i medici, anche specialisti ospedalieri purtroppo, ma comunque io sono convinto che più una cinquantina li troveremo. Sugli altri dobbiamo lavorare ovviamente con l'aumento del massimale dei colleghi, portandoli a 1.800 da 1.500 in accordo con il Comitato dei Medici di Famiglia. Le situazioni che destano maggiore preoccupazione interessano i comuni di Spresiano e Villorba, così come a Vedelago, ma in questo caso l'ASL ha già in mente una soluzione. Molto bravi, molto disponibili, che con un altro gruppo di medici che è già in medicina di gruppo. Stiamo spingendo, ma anche con i loro favori, in accordo col sindaco, perché questi si aggreghino insieme in modo tale da poter fare il sistema e avere più ore di apertura per poter visitare i pazienti, e contemporaneamente rimarranno nei loro ambulatori periferici. Credo che alla fine dovremo ovviamente ripensare l'organizzazione della medicina territoriale, insieme ovviamente ai medici di famiglia. Credo che questa disponibilità ci sia e la situazione possa essere ancora, nonostante le difficoltà che non nascondo, possa essere ovviamente risolta. E continuiamo con la sanità, vaccinazioni nella fascia 12-16 anni, un appello a ragazzi e genitori arriva dalla pediatria di Treviso. Se ci vacciniamo in estate si potrà tornare a scuola in serenità, questo è l'appello del primario Martelossi. Vaccinatevi adesso che è estate, in maniera che poi quando saremo a settembre saremo in tanti, il più possibile, e anche i nostri ragazzi vaccinati. È un vero e proprio appello ai giovani e ai loro genitori, quello che parte dal primario della pediatria del Cafoncello, che così ribadisce la linea di AIFA e delle principali autorità regolatorie sull'efficacia e la sicurezza del vaccino nella fascia 12-16 anni. Soprattutto con le nuove varianti, proprio la classe di età 12-16, l'età delle scuole medie e delle prime scuole superiori, in cui c'è un'alta socializzazione, potrebbe nel futuro, nei prossimi mesi, essere il serbatoio di mantenimento di un'infezione. Disinnescare le nuove varianti quindi per programmare anche un ritorno in classe a settembre senza intoppi o quasi. Una cosa è certa, certamente vaccinando la popolazione 12-16
si potrà riaprire la scuola, la probabilità di tornare a una DAD sarà bassissima, non è eliminato del tutto il rischio di fare un'infezione da Covid, il rischio però è molto più basso, l'infettività del soggetto vaccinato è molto più bassa, quindi riduciamo di molto i rischi. Rischi che al momento sembrano limitati anche per le reazioni alla vaccinazione. Gli effetti collaterali di questi vaccini sugli adolescenti sono quelli che abbiamo anche nelle persone adulte. Dolore nel sito dell'infezione, un po' di febbre, un po' di mal di testa, un po' di artralgie che durano 1 o 2 giorni. Ad oggi il rapporto costi-benefici anche per i ragazzi e soprattutto per i ragazzi adolescenti è nettamente a favore di una vaccinazione per vivere meglio. Continuiamo con la cronaca, grave infortunio sul lavoro a Maser dove un operatore di Contarina ha riportato una seria frattura ad una gamba finita sotto la ruota del camioncino dei rifiuti. Sbalzato dal mezzo e schiacciato dalla ruota posteriore, grave infortunio sul lavoro questa mattina a Maser, dove un operatore di Contarina è rimasto ferito mentre svuotava i bidoncini dell'umido lungo via Collalto. Erano circa le 8:30 quando l'addetto, un 59enne di Vedelago, è risalito a bordo del camioncino per la raccolta dei rifiuti, che si è sbilanciato e lo ha sbalzato fuori, facendolo finire con una gamba sotto la ruota posteriore del veicolo. È stato proprio lui, malgrado il dolore, a chiamare i soccorsi. Immediato l'intervento del SUEM 118 che ha raggiunto la zona con un'ambulanza, un'auto medica e con l'elicottero decollato da Treviso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e polizia locale che hanno estratto il 59enne da sotto il camioncino, consentendo poi ai medici di verificare la gravità della situazione e di disporre il trasporto d'urgenza all'ospedale Cafoncello. L'operatore ha riportato lo schiacciamento e un'importante frattura alla gamba e una lesione al bacino. Percorreva Viale della Repubblica a bordo di un veicolo di grossa cilindrata a velocità sostenuta. È stato intercettato da una volante della polizia. L'uomo ha prima fatto finta di svoltare verso Viale Monfenera spostandosi di corsia, poi ad un tratto ha tirato dritto. Immediatamente gli agenti lo hanno inseguito e fermato. L'automobilista, 35 anni, albanese, ha detto di essere in Italia per le vacanze estive. L'uomo, che aveva con sé una cospicua somma di denaro, è stato accompagnato in questura per accertamenti. Il soggetto è risultato essere destinatario di condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio emessi dai tribunali di Milano e Pavia. È stato quindi accompagnato in carcere a Treviso, dove dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi. In macchina aveva diverse armi, 28enne bloccato dai carabinieri di Oderzo. È stato fermato dai carabinieri durante un normale controllo. Ai militari qualcosa è sembrato sospetto, tanto da chiedere al giovane di 28 anni residente nel Trevigiano di aprire il portabagagli. All'interno, in bella vista, diverse armi. È accaduto a Oderzo la scorsa sera. Gli uomini dell'arma hanno trovato 2 coltelli di genere vietato, una pistola a gas con 6 cartucce senza tappo rosso, arma assolutamente simile ad una vera pistola. Come se non bastasse, il 28enne aveva anche 2 dardi con punte in acciaio per una pistola balestra. Alla richiesta del motivo per cui aveva e portava con sé quelle armi, il ragazzo non ha saputo dare nessuna giustificazione. È stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. I carabinieri stanno ora indagando per capire a cosa potessero servire le armi che deteneva il 28enne, fra l'altro già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Tutte le armi sono state poste sotto sequestro. ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha attivato il sistema di sorveglianza radar sullo scalo di Treviso Canova. Lo annuncia una nota dell'ente. Grazie a questo nuovo servizio si potranno gestire i volumi di traffico altresì in arrivo e partenza dallo scalo, si legge nella nota di ENAV, migliorando così l'utilizzo dello spazio aereo di competenza della torre di controllo. Il nuovo sistema permette ai controllori della torre di osservare gli aeromobili che operano nelle immediate vicinanze dell'aeroporto, oltre che per mezzo dell'osservazione visiva diretta anche attraverso degli schemi radar. Intanto per domani è annunciato uno sciopero dei lavoratori del trasporto aereo con i sindacati che hanno annunciato un presidio anche fuori dal Canova. E cambiamo argomento con il passaggio alla zona bianca, le riaperture e la cancellazione del cosiddetto coprifuoco a Treviso. Si è riacceso il confronto tra gestori e residenti sul tema plateatici con Casugana, che ha annunciato importanti novità per fine estate.
Sale la tensione tra gestori e residenti sui plateatici a Treviso, o meglio sulla loro estensione autorizzata dal Comune per dare un po' di respiro alle attività in crisi dopo mesi e mesi di chiusura per evitare la diffusione del contagio. Provvedimento più che giusto, sottolineano diversi residenti in centro storico, quando il tempo era contingentato alle 22, quindi bisognava aumentare gli spazi per accogliere il maggior numero possibile di clienti. Ma adesso che non c'è più il cosiddetto coprifuoco, l'affollamento continua in molte zone ben oltre la mezzanotte, con inevitabili ripercussioni sulla quiete notturna dei residenti. I vicoli amplificano le voci di chi sta chiacchierando seduto ai tavoli, così come sulle piazze un conto è avere 4 o 5 persone sedute che parlano, un altro è averne 10 o 20. Alcune frizioni sarebbero già avvenute e soprattutto già fatte notare a chi ha permesso le estensioni. Vice sindaco e titolare delle attività produttive che risponde così. Chiedo di portare un po' di pazienza per quest'estate, cercando di aiutare i colleghi cittadini che svolgono quell'attività di impresa e che cercano in qualche misura di recuperare, anche se ciò sarà ben difficile, ciò che è stato perso con le chiusure. E se da una parte c'è chi chiede pazienza, dall'altra però fa una promessa molto importante ai residenti. Se riusciamo tutti ad avere un po' di pazienza per il periodo estivo, a fine dell'estate rientreremo, ce l'auspichiamo naturalmente, in una normalità che deve necessariamente riportare anche a normalità l'aspetto plateatici e occupazione di suolo pubblico. Lavoro e ripartenza, Silea punta ai giovani con corsi gratuiti, professionalizzanti e gli aspiranti pizzaioli portano le pizze all'hub vaccinale. Bisogna innanzitutto fare un cilindro e poi con la mano si sente la grammatura, poi si inizia a tagliare, a pesare le palline che indicativamente sono 200 grammi e poi si inizia a fare la piroatura, cioè a creare la forma della pallina in questa maniera. Mantra per futuri pizzaioli: non lasciare nulla al caso, e così dalla forma al peso alla lievitazione per passare attraverso le materie prime a chilometri zero. Qual è stato il passo più difficile di fare una pizza? Metterla sotto la paletta, perché ti si attacca ed è difficile. Difficoltà e passaggi che i ragazzi tra i 16 e i 22 anni che partecipano al corso dello chef Luca Bonazza imparano passo dopo passo. Il significato di queste iniziative è proprio quella di creare opportunità per i nostri ragazzi che abbiano anche un risvolto pratico e lavorativo. Abbiamo bisogno di una dimensione concreta e di dare anche degli elementi di professionalità. Un boom inaspettato di iscrizioni per il corso gratuito organizzato da Comune di Silea e Cooperativa Laes, insieme ad altri come quello per diventare assistente bagnante di prossima attivazione. Siamo riusciti a mettere insieme un po' quella che è una comunità educante, con l'idea di aiutare i ragazzi nel periodo estivo, dove sono meno impegnati, nel cercare di fare un'esperienza pratica che possa da una parte passare dei valori anche sociali ed educativi e dall'altra possa anche aiutarli a trovare un lavoro. E le pizze preparate sono state distribuite presso l'hub vaccinale di Villorba. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali ed ora parliamo di un panel davvero particolare che è quello che hanno sfornato i ragazzi in vista delle Olimpiadi 2026, un progetto che vuole avvicinare i giovani alle eccellenze artigianali del territorio. È un sottopancia particolare, è fatto dalla scuola alberghiera della Lepido Rocco di Lancenigo, sono i giovani ragazzi che stanno prendendo questa professionalità, è un pane personalizzato perché c'è un evento che vede le scuole professionali interessate e in prospettiva delle Olimpiadi del 2026. Un pane che profuma di Olimpiadi, quello che hanno sfornato i ragazzi del laboratorio panificatori dell'Epido Rocco di Lancenigo, il primo passo di un progetto ambizioso che attraverso il grande evento del 2026 vuole avvicinare i giovani al territorio e alle sue eccellenze, anche artigianali. Riprendere le tradizioni, riprendere soprattutto quei mestieri che le scuole professionali nel caso specifico stanno portando avanti. Il Veneto è un'esperienza molto positiva, quindi le scuole di Treviso e di Belluno saranno interessate. Abbiamo iniziato con la Lepido Rocco, ma adesso si va
andrà anche con altri istituti professionali. In campo, oltre all'ente camerale, la Regione del Veneto, con l'assessora Elena Donazzan, l'ufficio scolastico e la Federazione Internazionale delle Televisioni Sportive. Olimpiadi, artigianalità, opportunità di lavoro, questi temi sui quali si dovrà lavorare nei prossimi 5 anni. Questi giovani poi affiancheranno durante le Olimpiadi negli eventi come stagisti oppure come accompagnatori o come panificatori o come anche pasticceri e altre attività, insomma, a supporto di questo momento importantissimo che la Regione avrà nel 2026. La nostra Beatrice Vio, campionessa della scherma paraolimpico, sarà portabandiere degli azzurri alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Tokyo in Giappone. Per Bebe un nuovo sogno che si realizza. La nostra Bebe Vio, insieme a Federica Moracchi, porterà la bandiera tricolore a Tokyo, così come per le Olimpiadi, dove l'Italia avrà in Jessica Rossi ed Elia Viviani il doppio portabandiera per la cerimonia d'apertura. Anche alle Paralimpiadi, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, gli azzurri potranno contare su 2 grandi sportivi. Per Bebe un nuovo sogno si realizza. Tutta la città metropolitana di Venezia e il comune di Mogliano, dove vive, sono con lei. La prossima settimana Bebe riceverà il tricolore al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il giornalista Claudio Arrigoni, uno dei massimi esperti del mondo paralimpico e grande conoscitore di Bebe, che sarà anche a Tokyo con la spedizione azzurra, commenta così ai nostri microfoni la decisione del Presidente del CIP, Luca Pancalli. Fatta dal cuore e dalla testa, perché sono i 2 atleti che gli sono molto vicini dal punto di vista umano, personale, però questo naturalmente non può bastare. Si tratta di 2 atleti che con le loro prestazioni hanno scritto e continuano a scrivere pagine memorabili di sport, ha detto Luca Pancalli, presidente del comitato, per spiegare la decisione. Bebe Vio è ormai un'icona dello sport paralimpico mondiale, non soltanto italiano, anzi ha travalicato i confini dello sport paralimpico per diventare una delle ragazze anche punto di riferimento di tanti altri. Bebe Vio, campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale, paralimpico, ha aggiunto: spero in questo modo di poter ispirare tante bambine e tanti bambini che vogliono cominciare un percorso nello sport paralimpico. A loro voglio dire: se hai una buona squadra e un sogno nel cassetto, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Accelerare sui poteri straordinari e procedure semplificate in vista delle Olimpiadi. Questa è la richiesta fatta dal governatore Zaia al presidente Mattarella. Oggi l'atteso incontro sulle Olimpiadi 2026. È fondamentale che ci siano dati poteri straordinari e col modello Morandi per fare le opere, con tutti i controlli del caso, con tutte le verifiche, ma se vogliamo avere le Olimpiadi con una macchina assolutamente rodata per il 2026 dobbiamo accelerare e correre moltissimo. La vera Olimpiade inizia ora soprattutto sul fronte delle infrastrutture, tanto il presidente del Veneto Luca Zaia ha ribadito al capo dello Stato Sergio Mattarella, accanto ai colleghi delle regioni e province autonome e ai rappresentanti del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, accelerare quindi sulle opere sportive viarie come le varianti di Longarone e Cortina, le priorità rappresentate al Presidente della Repubblica nel pomeriggio al Quirinale, massima l'apertura di Mattarella. Assolutamente disponibile e ha ricordato quei giorni fatidici, ormai sono passati quasi 2 anni da quel 24 giugno 2019 e ci ha dichiarato la totale piena disponibilità ad accompagnare il processo. I tempi certamente stringono, è stata anche l'opportunità e l'occasione per ricordare al Presidente che c'è fretta e che quindi tutto l'iter amministrativo deve seguire certamente delle procedure velocizzate. Istituzioni locali che hanno anche ribadito di voler andare avanti con la nuova pista da bob sulla quale da tempo si è aperto un fronte polemico. Pista di bob da un lato va ricordato che parte integrante del dossier, il dossier è stato approvato con la pista di bob. Sarà nostra cura farne tutte le verifiche, la sostenibilità economico-finanziaria oltre che sportiva, perché è l'ultima cosa che vogliamo, realizzare una cattedrale nel deserto. Per ora resta nel nostro dossier.
E arrivano da Roma nuovi segnali di speranza per ACC, se tutto andrà per il verso giusto. Penso che a breve ci saranno novità. Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato l'esito dell'incontro odierno con il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti relativo alla situazione dell'azienda bellunese. Con il ministro abbiamo parlato approfonditamente, ha precisato Zaia. La novità è rappresentata dal fatto che la partita dell'articolo 37 del decreto sostegni è di fatto confermata. Ormai ci sono le ultime firme, va alla Corte dei Conti. E ancora in fase di attesa un eventuale progetto di valorizzazione industriale di ACC, ha detto ancora il presidente del Veneto, ma in ogni caso credo che se tutto procederà come previsto ci saranno presto aggiornamenti di cui è giusto ne parli il ministro. Ad intervenire anche il ministro bellunese D'Incà dopo l'ok dell'articolo 37 del decreto sostegni firmato dal Misero, ma anche il passaggio finale al MEF e poi la valutazione della Corte dei Conti e della Commissione europea. Di conseguenza lo stabilimento ACC di Mel potrebbe accedere alle linee di credito bancarie necessarie per proseguire la propria attività attraverso le garanzie di SACE. Salute e sicurezza sul lavoro si è svolta presso il centro Giovanni XXIII di Belluno l'assemblea dei delegati dei lavoratori per la sicurezza di CGIL, CISL e UIL, convocata nel quadro della mobilitazione delle iniziative promosse dalle organizzazioni confederali nazionali in tutto il paese. Successivamente i segretari generali hanno incontrato il prefetto Mario Savastano. La ripresa a pieno regime delle attività economiche è stata purtroppo accompagnata in tutta Italia, Veneto incluso, da un aumento del numero degli incidenti, anche mortali, sul lavoro. Su questo drammatico fenomeno si sono confrontate le rappresentative sindacali, facendo emergere molti fattori, dalla mancanza di formazione alle inadeguate condizioni di lavoro, dal mancato rispetto delle basilari misure di sicurezza fino all'applicazione di contratti diversi rispetto a quelli nazionali e di settore. L'assemblea di questa mattina ha puntato l'accento sul fatto che gli RLS e gli RLST, cioè i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, hanno fatto bene il loro ruolo, sono stati un punto cruciale della pandemia nella gestione dei protocolli. In effetti e infatti la nostra provincia è una delle province dove ci sono stati meno casi e meno problematiche per quanto riguarda la pandemia. Sono emerse la consapevolezza e l'attenzione dei nostri RLS e RLST sul territorio rispetto al problema della sicurezza, che è un problema grave che attraversa tutto il paese. Belluno leggermente meno perché non ci sono stati casi di mortalità nel lavoro, però gli infortuni anche gravi ci sono e su questo ci deve essere grande attenzione alla formazione, grandi investimenti sulla sicurezza da parte delle aziende. Non ultimo fattore in questo senso è il fatto che durante l'emergenza sanitaria si sia allentato il presidio e l'attenzione sul sistema di prevenzione sia territoriale che aziendale. Dal momento in cui si riusciva a capire che l'emergenza Covid stava un po' scemando per l'utilizzo dei vaccini e quindi c'era una qual forma di ripresa delle attività produttive che man mano cresceva, c'è stato anche un aumento proprio esponenziale, parlo di tutta Italia, nel Veneto, Belluno un po' meno per fortuna, di infortuni. Nei primi 4 mesi del 2021 infatti sono state 26 le vittime del lavoro in Veneto, con un aumento della mortalità del 30% rispetto al primo quadrimestre del 2020, mentre le denunce per infortunio tra gennaio e aprile 2021 sono state oltre 21.000, di cui 882 a Belluno. Sulla Marmolada, massiccio i cui confini sono da sempre contesi tra Veneto e Trentino, l'innalzamento delle temperature spinge gli stambecchi a cambiare i loro orari di pascolamento e a spostarsi verso quote maggiori. Gli adattamenti comportamentali sviluppati da questa e da altre popolazioni presenti sulle Dolomiti potrebbero non essere sufficienti di fronte al futuro incremento dello stress termico. Tra il 2010 e il 2017 sono state considerate 24 femmine in età riproduttiva, integrando per la prima volta i dati da sensori apposti sugli animali per individuarne i movimenti e l'attività di foraggiamento e di riposo. Il cambiamento climatico sull'arco alpino ha un impatto importante sugli spostamenti e sui ritmi di attività degli ungulati, ponendo interrogativi sulla loro futura capacità di adattamento dalle crescite temperature. È ciò che emerge dallo studio coordinato dal professor Maurizio Ramanzin dell'Università di Padova.
E questa era proprio l'ultima notizia per questa nostra edizione. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Caldo africano e afa sempre più intensi giorno dopo giorno. Venerdì 18 giugno prevale il bel tempo, sempre con qualche disturbo sui monti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo i consueti temporali di calore sui rilievi che saranno possibili fin verso le zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 17 e 24 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Vedete, il cielo sarà limpido o velato senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire più nubi e anche qualche rovescio sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime infine sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso.